Aumentano i trapianti e diminuiscono i pazienti in lista d'attesa. La cultura della donazione negli ultimi 10 anni ha prodotto in Italia un incremento notevole, raggiungendo livelli record. Nel 2017 ci sono stati 1.763 donatori tra viventi e deceduti, più 10,5% rispetto al 2016, e in Veneto i donatori sono saliti del 34,2%, attestando la regione al terzo posto per donazioni, dopo Lombardia e Toscana. Risultati ottenuti grazie ad una campagna di comunicazione e sensibilizzazione operata dalle associazioni di volontariato come l'AIDO. Ma come funziona la scelta di essere donatori? La legge del 1999 prevedeva il silenzio assenso. Se il cittadino in vita si esprime, questa sua volontà viene rispettata, purché la famiglia non dimostri che in un tempo successivo lui abbia cambiato idea. Se non si è espresso in vita, viene chiesto ai familiari, però non a un familiare qualunque, agli aventi diritto, che sono le persone individuate dalla legge che possono esprimere la volontà, che non è la volontà, del familiare, ma alla persona, viene chiesto: se il tuo caro fosse oggi in vita per potersi esprimere, che cosa direbbe in tema di donazione? La metà dei comuni del Veneto ha aderito all'iniziativa di proporre la scelta ai cittadini nel momento in cui rinnovano la carta d'identità, e dall'analisi dei dati forniti emerge un aumento progressivo però di coloro che non danno il consenso alla donazione. Noi ai cittadini diciamo: se sei pronto, se hai fatto un momento di riflessione, se ti sei informato correttamente, scegli, altrimenti non scegliere, perché se quel no è solo un frutto di un dubbio, solamente perché non sei informato, purtroppo proibirà il prelievo nel momento stesso che la persona dovesse decidere. Per cui ai cittadini diciamo: esprimiti solo se sei sicuro della tua scelta, altrimenti aspetta. Con la carta d'identità la scelta può essere fatta solo nel momento del rinnovo, però fra i 10 anni che intercorrono fra un rinnovo e l'altro, se la persona vuole, può esprimere la sua volontà. Con AIDO lo può fare, naturalmente se vuole una volontà positiva, lo può fare 365 giorni all'anno per 24 ore al giorno, perché basta che vada sul sito di AIDO Nazionale, stampa la manifestazione di volontà, la compila integralmente e la consegna o a una sede AIDO oppure la spedisce in AIDO Nazionale. Sono 4 i centri trapianto in Veneto, 4 punti d'eccellenza, con Padova capofila con 369 trapianti, di cui 116 di rene, 18 di rene in età pediatrica, 55 di rene da vivente, 109 di fegato, 40 di cuore, 23 di polmone e 8 di pancreas. Verona ha al suo attivo 206 trapianti, mentre Treviso e Vicenza hanno totalizzato rispettivamente 39 e 32 trapianti di rene.